Un caldo benvenuto a tutti, vi vedo molto numerosi anche oggi. Io sono Ferdinando Gottard della redazione di Azero e il webinar di oggi è uno dei numerosi che ormai in queste settimane abbiamo avviato sulla riqualificazione NZEB. E questi eventi online sono organizzati e promossi dalla rivista Azero, una delle testate di Edicom Edizioni, la testata che si occupa, come molti di voi sapranno, degli edifici a NZEB, quindi a ridotto consumo energetico e ridotto impatto ambientale. Ogni mercoledì alle ore 17 approfondiamo un tema che è quello della riqualificazione con un professionista che ha seguito il lavoro. In questo caso oggi abbiamo con noi l'ingegner Sergio Pesaresi che ci presenta il caso di un casale in pietra realizzato in sasso e pietra sull'Appennino tosco-emiliano, in cui la particolarità, al di là delle molte che vedrete in questa presentazione, è quella della riqualificazione energetica utilizzando un sistema di coibentazione dall'interno, visto che l'esterno si è preferito lasciarlo con le facciate ordinarie, quindi in pietra, vista anche la valenza estetica di quest'ultime, e intervenendo dall'interno con soluzione di coibentazione in fibra di legno e con tutti ovviamente prendendo tutte le accortezze che gli isolamenti fatti dall'interno richiedono. Si tratta di un edificio particolare, isolato sull'Appennino, a cavallo tra Emilia e Toscana appunto, e che anche dal punto di vista degli impianti energetico e resto punta quasi a una sorta di autosufficienza proprio per le particolarità e anche l'isolamento di questo edificio. Ma sarà l'ingegnere Sergio Pesaresi a illustrarvi ovviamente tutte le particolarità di questo edificio. Vi ricordo che potrete porre delle domande man mano che lui svilupperà la sua relazione scrivendo nel pannello chat che trovate all'interno del programma. Io vedrò di raccogliere queste domande e di porle man mano all'ingegnere Pesaresi. Allora, possiamo, direi, Sergio, iniziare la relazione e presentare un po' questo particolarissimo edificio. Vi ringrazio, buonasera a tutti e volevo ringraziare la rivista Azero per avermi invitato a parlare di questo progetto. Sono l'ingegner Pesaresi di Rimini e volevo iniziare subito con i crediti di questo lavoro perché mi piace pensare e dire che il nostro è sempre un lavoro di squadra, deve essere sempre più un lavoro di squadra. Questo progetto qui, io ho seguito il concept energetico, gli impianti meccanici li ha seguiti Luca Maldini dello studio Newton, l'impianto elettrico Luciano Zdavaglia dello studio Newton e la ristrutturazione l'architetto Roberto Acqua di Faenza. Il tutto volevo dedicare alla proprietaria Reca che ha una passione per questa casa e per questo progetto. Partiamo dall'alto, stiamo sorvolando, diceva Ferdinando, l'Appennino tosco-emiliano. Siamo partiti da Forlì e stiamo procedendo verso Firenze, verso il Passo del Muraglione. Questa è una zona particolare della Romagna, anche se siamo ancora in provincia di Forlì, questa zona viene chiamata Romagna Toscana perché già dal 1500 ha fatto parte del Granducato di Toscana di Cosimo de' Medici. E non è una particolarità da sottovalutare perché sia dal punto di vista della conformazione del paesaggio e dal punto di vista architettonico, oltre che anche alimentare, questa zona è rimasta molto collegata alla Toscana, anche se, ripeto, è ancora in Emilia-Romagna, in provincia di Forlì Cesena. Stiamo andando verso il Passo del Muraglione, saliamo, la casa, cominciamo a vederla, è isolatissima, all'interno di un bosco, solo il bosco di proprietà sono 23 ettari e c'è solo questa casa qui. Come vedete una casa isolata, ci stiamo avvicinando, ecco la casa. La particolarità dei casali di campagna fatti in Romagna lungo la strada abbiamo incontrato sono soprattutto delle case a pianta rettangolare con un portico normalmente posizionato verso sud o sud-ovest.
Sono case normalmente intonacate e rifinite quindi ad intonaco al civile. Diversa invece è la conformazione dei casali della Toscana, che normalmente sono invece in pietra faccia a vista e presentano spesso e volentieri una scala esterna che collega dall'esterno il primo piano con un terrazzino. Queste qui sono delle conformazioni tipiche dei casali di Toscana. E in questa zona della Romagna Toscana effettivamente, come questa casa qui, i riferimenti architettonici sono quelli della Toscana e non tanto quelli della Romagna. Questa qui è la casa nel bosco, come vedete è tutta in pietra faccia a vista ed è stata ristrutturata dall'architetto Acqua e dalla proprietaria, che è un architetto, in 2 anni fa. Hanno completato il lavoro per quello che riguarda, diciamo, il grezzo, un ottimo lavoro dove hanno ripreso tutte le caratteristiche dei casali toscani. Come vedete è un recupero veramente fatto a modo. E a questo punto la proprietaria, che ha deciso di andare ad abitare questa casa, ha proposto al mio studio di pensare una riqualificazione dal punto di vista energetico della casa proprio per potersi andare a abitare. Una riqualificazione anche perché in questa zona, adesso facciamo un giretto all'interno, questi qui sono, i solai sono tutti in travi di legno e assito e anche la copertura è in legno. Per adesso non c'è nessun impianto e non c'è nessuna finitura all'interno. Anche le pareti interne sono fatte in pietrame, anche molto ben lavorate, e solo in 2 zone per questioni strutturali è stata aggiunta alla pietra naturale che era già presente anche una controparete in laterizio per dare stabilità strutturale. Dicevo che il concept del progetto che abbiamo studiato assieme al team di progettazione doveva basarsi sostanzialmente su certi parametri iniziali. Innanzitutto era una casa che abbiamo visto molto isolata, dove c'è solo adesso la corrente elettrica e la possibilità dell'acqua. Non sono accessibili invece gestioni come tipo il gas metano, il GPL, perché è difficile anche l'accesso carrabile alla casa e non c'è una rete fognaria comunale. Per cui il concept del progetto è stato studiato su questi parametri qui. Innanzitutto, come diceva Ferdinando, un rispetto del carattere storico e testimoniale dell'edificio. Non si può nascondersi che fosse stato un intervento in un casale della Romagna, ne abbiamo già fatti molti, con la facciata intonacata, un cappotto esterno sarebbe stato sicuramente la soluzione più semplice, più facile e soprattutto non invasiva, perché poi dal punto di vista esterno non si vedrebbe la differenza tra le 2 situazioni. In questo particolare contesto non si poteva pensare di fare un cappotto esterno, per cui la scelta è stata quella di fare un cappotto sull'interno. Un basso impatto ambientale deciso con la proprietaria, che è molto attenta a queste cose, un alto comfort abitativo proprio perché vuole andarsi a abitare, un intervento ecosostenibile, una salubrità dei materiali, in modo che siano anche le emissioni dei materiali siano basse e soprattutto che diano la possibilità di una buona salubrità interna, e abbiamo deciso di utilizzare come protocollo di costruzione il protocollo Casa Clima Nature, dove il Nature sta proprio per l'ecosostenibilità e l'attenzione alla vivibilità interna, al comfort interno degli edifici. Per cui le scelte progettuali, mi hanno detto nessun intervento sulle facciate per lasciare esattamente come erano, una coibentazione sulla copertura invece che è possibile farla sull'esterno, un isolamento termico dall'interno, l'installazione di infissi che fossero performanti ma con la foggia tipica della zona, e un uso di materiali con certificazione di salubrità, tutti i materiali con questa certificazione. Gli impianti, a questo punto, se con il cappotto riusciamo ad abbassare il fabbisogno energetico e quindi anche il carico termico, ci si può utilizzare una pompa di calore aria-acqua, una distribuzione a pannelli, quindi a bassa temperatura e anche a bassa inerzia, in modo che la casa possa anche essere abitata immediatamente senza aspettare il tempo di riscaldamento dei pannelli del pavimento. E visto che è l'installazione di una VMC interna e
una porta di fotovoltaico in copertura in modo da andare ad alimentare la pompa di calore elettrica e una batteria di accumulo in modo da rendere la casa sostanzialmente autosufficiente dal punto di vista energetico. In questa maniera qui l'obiettivo di non avere emissioni né di CO2 né emissioni di particolato PM10, PM5 dal camino della casa, che era una richiesta della proprietaria, è stata subito accettata. L'altra cosa importante, ed è una cosa che sia col mio studio che anche la proprietaria è una cosa che hanno apprezzato molto, è l'uso consapevole dell'acqua. Nel senso che in questa zona qui vogliamo fare un recupero dell'acqua piovana in vaschi di accumulo per riutilizzarlo successivamente nella pulizia, pavimenti o sull'esterno e nei servizi igienici. Un recupero delle acque grigie, cioè le acque che derivano dallo scarico dei lavandini, dei bagni, quindi ad esempio docce, bidet, lavandini, portarli dentro una cisterna e con una depurazione e poi riutilizzarli nei servizi igienici. L'ultima fase dell'utilizzo delle acque è che le acque di scarto, le acque reflue dai servizi igienici e dal lavello della cucina saranno incanalati dentro una vasca di fitodepurazione che depura l'acqua, per cui l'acqua in uscita è un'acqua che può essere benissimo sparsa in loco. In questa maniera qui c'è un recupero assoluto del 100% dell'acqua piovana, per non andarla a disperdere anche per la riutilizzata. Il progetto a questo punto, vediamo, questo era lo stato di fatto, il progetto è questo e quindi è stata fatta, l'idea era di fare un cappotto sull'interno, una coibentazione della copertura e l'appoggio dei pannelli fotovoltaici in copertura, senza andare a toccare minimamente gli esterni. Il problema di installare un cappotto interno è che, a differenza dell'appoggio di un cappotto esterno, in cui sostanzialmente va ad abbracciare tutta la casa, c'è una continuità di tenuta termica attorno all'edificio dal cappotto, viceversa quando il cappotto è, diciamo, isolamento termico sull'interno, questo isolamento è continuamente bloccato o dalle finestre o dai muri interni portanti, anche dei muri interni di separazione fra le camere. Per cui c'è tutto un lavoro per capire come può essere messo questo isolamento all'interno e soprattutto come prevenire eventualmente i ponti termici, quindi come risolvere i ponti termici che sono una quantità, ogni incrocio di muro è un ponte termico. In più, in questo caso specifico, la muratura in pietra non ha uno spessore costante ma è variabile e abbiamo anche visto che in due zone c'è l'immissione anche di elementi del laterizio, per cui tutto questo fa sì che una casa ha bisogno, a livello di progettazione, di essere esaminato ogni singolo dettaglio. E anche dal punto di vista della sezione verticale, chiaramente le travi o questi solai vanno a incidere sulle murature laterali e anche qui c'è il rischio di ponti termici. Dove il ponte termico sappiamo bene che in questo caso, specialmente nell'ottica casa clima, ha due significati. Uno è quello della possibilità di creare un discomfort abitativo se la temperatura superficiale interna in corrispondenza del ponte termico risultasse inferiore a 17 gradi e può essere invece anche una perdita di energia quando l'ossido del ponte termico si rivela alto e che va a cambiare notevolmente il fabbisogno energetico di una casa rispetto ad una con il cappotto esterno. Per cui, come vedete, abbiamo isolato anche sul terreno, abbiamo isolato bene sull'esterno. Un'altra cosa fondamentale è quella di creare un cappotto interno ed esterno che vada bene sia all'inverno che in estate. Siamo in una zona di collina, ma ancora il caldo si fa sentire. Per cui il problema non è solo, come succede spesso in montagna, solo un problema dovuto al freddo invernale, ma in questo caso specifico è anche un problema dovuto al caldo estivo, per cui abitare questa casa d'estate ci deve essere lo stesso comfort di quello che si ha in inverno e per cui bisogna stare, anche a questo livello di progettazione, bisogna stare attenti a progettare bene.
In particolare... Sergio, ricordiamo magari che siamo, se non ricordo male, a un'altezza sul livello del mare di circa 400 metri. 400 metri sul livello del mare, però è una zona esatto, anche interessante esposto, per cui il sole arriva e irragia in maniera potente d'estate. Per cui la protezione dal surriscaldamento estivo è una necessità che a livello progettuale bisogna risolvere. Ci chiedono anche quanti metri quadri circa l'edificio in totale? Sono 130 metri con i muri, quindi con la misura lorda per piano, netti sono 85 al piano terra e 80 al primo piano, quindi sono 165 di netto, calpestabile, e 260 invece comprese le murature. Altra questione che ti pongo subito, anche se credo che poi sarà sviluppata nelle slide successive. Ovviamente avete lavorato anche facendo delle simulazioni per quanto riguarda i ponti termici rispetto alla coibentazione. Esatto, una simulazione per ogni nodo che vi ho fatto vedere, sia a livello di solaio che a livello di incroci di muratura e anche a livello di sul perimetro delle finestre. Poi ne facciamo vedere. Benissimo. Dicevo, qui la coibentazione verso il basso, poi ogni volta che volete interrompere non c'è nessun problema. Sì, raccolgo io le domande. La casa è appoggiata su una roccia, eccetto che in un punto dove durante l'intervento di strutturazione sono stati messi degli igloo. In ogni caso, per quasi l'80% a posto degli igloo c'è proprio la roccia su cui si basa il pavimento. Quindi abbiamo coibentato verso terra, abbiamo fatto lo strato del massetto alleggerito per gli impianti, uno strato di nylon che sopra la coibentazione e un impianto di riscaldamento, abbiamo detto, radiante a pavimento a bassa inerzia, quindi utilizzando uno spessore molto ridotto del massetto in cui è annegato la tubazione. Questo qui è il solaio intermedio, anche qui abbiamo utilizzato quello che era già stato fatto a livello di gettata di massetto alleggerito e abbiamo fatto la coibentazione dell'impianto di riscaldamento in modo da non disperdere verso il basso il calore che invece dovrebbe salire al piano di sopra e anche la copertura è fatta, la struttura è fatta in travi e assito e sopra l'assito abbiamo posto il freno al vapore, 3 strati di fibra di legno, la tenuta all'aria e alla pioggia esterna, la lama di ventilazione e i coppi di recupero. Il solaio intermedio aveva una coibentazione? Quello di adesso ha una coibentazione in sughero di 4 cm e la cosa bella è che questo è una casa isolata, questo sughero di 4 cm è stato mangiato tutto dal ghiro che si è impossessato della copertura, per cui un po' alla volta ha creato prima la sua tana e poi si è nutrito del sughero che era stato messo in copertura. Il solaio invece controterra era isolato con gli EPS, giusto? Questo sottoterra, questo qui ho messo l'XPS. XPS, perfetto. Ci chiedono se era, una delle domande è se era sostituibile con altro materiale più ecocompatibile. Allora, avete valutato... Sì, è sostituibile con un materiale ecocompatibile. Io l'unica cosa, sempre anche nella filosofia, diciamo, di casa clima o passi passo, dove si può sostituire si sostituisce, dove non si può sostituire non lo sostituisco. Al piano terra, in una zona in cui può anche succedere che ci siano degli allagamenti, nel senso che può entrare l'acqua, allora io preferisco usare per sicurezza il primo strato sotto di XPS, poi gli strati superiori invece sono stati sostituiti, insomma, materiali di recupero. Anche l'EPS che abbiamo usato qui è un materiale in cui la percentuale di recupero è notevole, sempre dovuta. E in questo caso, ad esempio, in questo solaio era fattibile utilizzare una fibra di legno? Allora, in questo qui, di questo piano qui, sì, però poi dopo è difficile la gestione con le tubazioni di riscaldamento. Questi, chi ci ha dato l'impianto ha richiesto che ci fosse sotto questa protezione qui.
Questa invece la copertura è tutta in fibra di legno, la copertura. Sostanzialmente abbiamo preso questi materiali certificati di Naturalia Bau, e anche il tipo di copertura è praticamente questo, quindi con freno al vapore, 3 strati di fibra di legno, la tenuta all'acqua e al vento e la ventilazione sotto tegola. L'isolamento invece della parete esterna, anche qui il cappotto sull'interno, i primi 60 cm li metto sempre in ogni caso l'XPS per sicurezza, e sopra invece è fibra di legno. La stratigrafia quindi è la pietra esistente, una malta a base calce messa per uniformare le superfici, per pareggiarle, la fibra di legno, il freno al vapore, il cavaglio con sempre fibra di legno però più elastica, e alla fine invece di mettere il cartongesso abbiamo previsto una finitura in un incannucciato di argilla e canapa. Questa qui sembra la stratigrafia, e questo qui è il materiale che abbiamo utilizzato, un pannello di argilla Clytec realizzato con argilla e canna palustre, e quindi ci serve sia per costruzione ma soprattutto perché in questa maniera qui ci dà la possibilità di avere più massa e quindi più capacità termica all'interno per regolare dal punto di vista termico la temperatura, ma anche un regolatore di umidità, per cui l'argilla, questo pannello con anche l'argilla di finitura ci fa sostanzialmente da volano idrotermico. Quando c'è poca umidità la rilascia all'ambiente, quando c'è molta umidità invece la cattura se la ritiene all'interno. E questo qui, in questo intervento qui abbiamo visto... Che spessori abbiamo per questa stratigrafia? Dimmi? E che spessori abbiamo per queste stratigrafie? Allora, 10 cm di fibra di legno, 5 cm il cavaglio e 2 cm e 2 il pannello in incannucciato e argilla. Questo qui sono dai 20 ai 25 cm, dai 20 ai 25 mm. Anche questo, vedete, ha una certificazione A+, così come tutto questo pacchetto qui. Scusa, il pannello in argilla e cannucciato, come è fissato agli strati sottostanti? Allora, viene fissato esattamente come se fosse un pannello di cartongesso. C'è sempre la sottostruttura con un certo passo che è dovuto all'interesse della struttura 37 cm e mezzo, come scritto qui, e viene fissato esattamente come se fosse un pannello in cartongesso o un pannello in fibra di gesso. I particolari che vi dicevo che con un isolamento dall'interno vanno verificati, uno ad esempio, solo come esempio è questo qui. C'era già la disposizione di questi architrami in legno, tra l'altro anche molto belli, per cui con la proprietaria ci siamo chiesti, una volta che facciamo il cappotto all'interno, queste travi scompaiono, e non vederle sinceramente sarebbe stato veramente un peccato, per cui abbiamo cercato di raffinare il progetto, e l'idea è stata quella di affiancare, quindi nello spessore del cappotto e del cavaglio, di mettere una trave all'interno fatta esattamente uguale come le altre travi, in modo che all'interno non ci fosse nessuna differenza. E a questo punto qui, e rispondo anche alla domanda che mi avete fatto prima, è chiaro che in questo caso qui uno non può dire sì, lo faccio, bisogna verificare che questo intervento poi non vada a nuocere dal punto di vista del comfort abitativo e del fabbisogno energetico, per cui è stata fatta, come vedete, una prova, una verifica agli elementi finiti per verificare sia l'OPSI del ponte termico, ma soprattutto la possibilità di formarsi di muffa o di condensa nel punto in cui la temperatura si fosse abbassare. Come vedete, invece, la risposta della verifica agli elementi finiti è stata positiva, per cui abbiamo potuto pensare a livello progettuale di mettere questa trave applicata sopra le altre, in modo che si vedesse all'interno del fabbricato. La stessa necessità è stata quella di vedere dall'interno come andare a coibentare le spallette delle finestre, perché è impensabile andare a mettere anche qui 10, 15, 17 cm di spessore, che si chiuderebbe la luce delle finestre, per cui anche qui abbiamo pensato invece di mettere
un materiale isolante, in questo caso un idrato di silicato di calcio, e anche in questo caso qui abbiamo fatto una verifica per vedere che effettivamente le temperature superficiali non fossero inferiori ai 17 gradi con questa soluzione qui. In più sono stati studiati tutti gli elementi della costruzione, anche per facilitare gli installatori, perché già in questa zona gli installatori che siano in grado di fare un lavoro di questo genere non ce ne sono molti, e in ogni caso è bene che anche come progettisti, come direzione dei lavori, si venga incontro a queste necessità qui. Per cui, oltre a tutti i particolari esecutivi, in questi particolari un po' più difficili, è stata messa anche la cronologia dell'intervento. Quindi, dallo stato di fatto di adesso, quindi nudo, cosa si deve mettere e in quale successione, in modo che siamo sicuri di aver ottenuto la tenuta all'aria, evitati i ponti termici e avere una posa di tutti gli elementi corretta. Per cui qui c'è, dal punto di vista della cronologia, dal tempo 1 fino al tempo 15, tutti gli interventi da fare. La Quindi stessa avete cosa dato indicazione agli operatori, diciamo, a chi doveva installare questo, esattamente i passaggi da effettuare. Esatto, e anche messo in rosso, evidenziato con i punti esclamativi con in rosso, le attenzioni, dove le attenzioni sono soprattutto a non forare il telo di freno al vapore, di dare la continuità alla tenuta all'aria tramite o incollaggi oppure tramite delle bande, oppure anche qui come andare a risvoltare tutti i vari elementi in modo che non ci fosse perdite d'aria e contemporaneamente formazione di ponti termici. Per cui ogni particolare c'è anche appunto questa cronologia dell'intervento per andare a dare una mano anche agli operatori che chiaramente sono Ti interrompo per una serie di domande. Ricordo che comunque alla fine poi potrete scaricare le slide dell'intervento in maniera da studiarvi meglio eventualmente o riprendere alcuni approfondimenti anche attraverso il materiale che vi lasceremo. Allora, ovviamente avete curato naturalmente la continuità, si vedeva, prevengo alcune delle questioni che hanno posto alcuni dei partecipanti, la continuità tra parete e copertura nella continuità dell'isolante, ovviamente, si vede qui già in questa slide che hai anticipato, vedo. Quindi chi ci chiedeva magari di vedere questo dettaglio lo vede già qui. La sottostruttura dell'isolamento a parete è in legno, nel senso gli elementi per l'appoggio dell'incanucciato in argilla, delle lastre in argilla? Allora, può essere o in legno, ma io l'ho prevista con la struttura del cartongesso, e spiego perché. No, spiego perché con la struttura in legno io avrei dovuto fissare alla parete con i tasselli in legno. A questo punto qui avrei dovuto forare il telo di tenuta all'aria e di freno al vapore. Per cui io preferisco operativamente invece utilizzare gli omega delle strutture in cartongesso fissate solo sotto e sopra, in modo che così io qui non ho nessun rischio di andare a creare della fuoriuscita d'aria. E poi noi sappiamo che la fuoriuscita d'aria non è solo una questione di spiffero di aria, ma è anche la possibilità all'aria umida di entrare nelle stratigrafie e di creare danni da convezione di aria. Noi sappiamo che il vapore deve uscire assolutamente solo per diffusione, se esce per convezione può col tempo procurare danni, specialmente in una struttura di legno come può essere questa fibra di legno qui. Per cui fissandolo in alto e in basso io sono sicuro di non aver forato il telo. Quindi anche i tasselli della fibra di legno vengono messi sotto il telo, non attraverso il telo di tenuta all'aria e di freno a vapore, perché il rischio sarebbe troppo. Il passaggio dell'impiantistica è stato fatto nell'intercapedine? Sì, qui si fa, qui è giusto per capire, tutti questi tubi qui vengono poi risvoltati, rigirati nella parete, e il caveggio della parete varia a seconda dell'impianto che ci devo mettere. Se devo mettere solo la scatola elettrica con un caveggio di 5 cm, aggiungendo i 2,5 cm della parete, posso mettere una scatola che normalmente è 7 cm, per cui i 7 cm e mezzo lo alloggiano bene senza andare a creare danni sul fondo.
Se come nei bagni devo passare con una tubazione dell'acqua, il caviglia diventa 7,5 cm. Nei bagni dove ho lo scarico invece dei sifoni del water, il caviglia diventa 10 cm per poter farci passare dentro gli scarichi. Per cui il caviglia è proprio un caviglia che è figlio della necessità impiantistica e si mette appositamente per quello, non ha un'altra funzione, diciamo. Sì, in questo modo non dovete andare a toccare lo spessore dell'isolante fondamentalmente. Non si deve né andare a toccare lo spessore dell'isolante, ma soprattutto non si deve andare a toccare il freno al vapore che è anche tenuto all'interno in nessuna maniera. E anche quando poi in casa metteranno su un quadro, è chiaro che dovrà rimanere solo nello spessore del pannello e non passare oltre per andare a forare. Da questo punto di vista, infatti, ci chiedono, il pannello in argilla presenta dei problemi, nel senso proprio se bisogna appendere qualcosa al muro, suppelletti, quadri, ripiani, librerie? No, anche perché sopra all'incannucciato c'è un intonaco a base argilla, che vi dicevo che dà una certa resistenza meccanica per appendersi qualsiasi cosa e mi dà anche questo effetto di volano termoigrometrico. E poi è una parete come se fosse, diciamo, una parete in cartongesso, non ha altre problematiche. È chiaro che in questi casi qui molte volte si fa una struttura più fitta dove c'è non solo da mettere i pensili della cucina o da mettere qualcosa di appeso. Naturalmente tutto viene anche isolato dal punto di vista acustico in modo da creare la vasca per evitare che ci sia il passaggio di vibrazione, specialmente in una struttura, un solaio in legno, di evitare che il rumore del calpestio possa attraversare il solaio per percuotersi nell'altra abitazione, nell'altro piano. Ci chiedono eventuali pensili da cucina, ma ovviamente penso valgano le stesse accortezze che si utilizzano per il cartongesso. Esatto, anche perché quello non è il cartongesso, anche nei pensili da cucina che tiene sui pensili, ma è la sottostruttura dietro, per cui va ravvicinata, vanno messi all'altezza dei pensili delle stelle di legno grossi, in modo che portino i pensili della cucina. Non è mai il cartongesso, eventualmente quando c'è il fibrogesso ci si può affidare al fibrogesso, ma col cartongesso e basta, 2 strati, si fa fatica a portare i pensili della cucina. Altra domanda, le testate delle travi in legno, rispetto ai problemi di migrazione del vapore, avete preso delle accortezze? Noi non andiamo a intervenire sulle travi, nel senso che queste qui sono già state a suo tempo già inserite con lo spazio d'aria fra la testa delle travi e la muratura, per cui hanno già anche una loro possibilità di essere aerate senza che ci sia una continuità fra la muratura e la testa della trave. Però questo è un intervento che hanno già fatto in precedenza quando hanno sistemato la struttura. E che tipo di massetto avete utilizzato dove c'è, immagino, l'impianto radiante? Ecco, l'impianto, questo qui, abbiamo utilizzato un massetto, anche questo certificato sia dal punto di vista delle emissioni, sia dal punto di vista anche della tenuta meccanica, perché è a basso spessore e si chiama Rethin. Adesso voglio vedere se riesco a trovare il nome. È un massetto che impiega che materiali fondamentalmente? È un massetto in cemento con degli inserti vegetali e si chiama, in questo momento mi sfugge, Rethin. Allora, non lo trovo, però... Lasceremo la scoperta allora ai partecipanti quando andranno a vedersi le slide. Se ci guardo un attimo perché è indicato, lo troverei. Allora sarebbe... Torno un attimo indietro perché l'avevo indicato, solo un attimo. Nella sezione... Eccoci. Questo qui si chiama... Ecco, Retanol X Thin. Questo qui. Sì. Retanol, che anche questo ha una certificazione sulle emissioni. Vi dicevo che tutti questi qui sono certificati o A+ o anche BioSafe, come il pacchetto Creasan di Lattodalia Bau.
In questo caso al piano terra non c'erano problemi di risalite di umidità o altro su cui, non so, siete dovuti intervenire? No, il tutto è molto sano, in parte perché dove c'è la roccia è leggermente più alta, nel senso che siamo al culmine della collina, per cui non ci sono falde o insorgenze, la roccia dà la sicurezza di chiusura per l'acqua. Nella parte in cui la roccia si abbassa ci sono già il solaio con gli igloo, e già gli igloo sono più alti rispetto al piano di campagna, per cui non abbiamo problemi. Abbiamo fatto anche il rilevamento dell'umidità sui muri, ma non c'è assolutamente niente. Sono molto, molto sani. Perfetto. Proseguo? Sì, sì, sì. Abbiamo fatto quindi le verifiche termico-igrometriche fatte con la norma 13788, quello che è il metodo Glaser, di solito utilizzato in questa maniera. Qui sono i pacchetti e vi dicevo che è importante che questa abbia una sicurezza sia un comfort sia dal punto di vista invernale che dal punto di vista estivo, e vediamo che già lo sfasamento della copertura ci garantisce 14 ore di sfasamento, una trasmittanza periodica di 0,02, un fattore di attenuazione attorno allo 0,11 notevole, anche con una mettenza interna di 2,64 e una capacità termica attorno quasi vicino ai 40, siamo 42 invernale, 36 estivo, quindi anche dal punto di vista del comfort abitativo questa costruzione qui, questa coibentazione della copertura ci dà garanzie sia invernali che estive. La parete è stata simulata sempre con questo software, sempre con il metodo Glaser, anche qui vedete che lo sfasamento addirittura sono 20 ore, chiaro che la maggior parte è dovuta alla massa della roccia. Anche qui abbiamo una trasmittanza di 0,01, un fattore di attenuazione addirittura 0,02. In questo caso qui la mettenza interna è di poco inferiore a 2, nonostante avessimo messo l'argilla, ed è stata messa proprio appositamente per non abbassare troppo la mettenza interna. Verifica della condensa interstiziale che viene richiesta per legge, la verifica non torna, per cui il software ci comunica che la quantità di umidità che si viene a creare negli interstizi interni è troppo alta, per cui la sezione non è verificata. E qui parte la seconda considerazione da fare. Quando si sceglie di fare un cappotto interno, bisogna che il cappotto esterno sia impossibile da mettere, perché il cappotto interno porta dietro di sé tutta una serie di necessità calcolative e di verifiche, anche di esperienze, di stratigrafie, che il cappotto esterno non richiede. Questo perché normalmente il metodo di verifica della condensa interstiziale si fa appunto con un metodo che si chiama Glaser, anche se non è più corretto dire così, diciamo con la UNIN 13788, la quale è una semplificazione del calcolo. Per cui in certi casi, come in questo caso qui, non torna alla verifica e sembra che all'interno si crei condensa e quindi acqua che messa all'interno di una stratigrafia sicuramente danneggia sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista della resistenza termica. Ma questo perché è limitato la funzionalità di questo tipo di calcolo. Per bypassare questo tipo di calcolo, la normativa stessa, cioè la 13788, dice che ci si può affidare in certi casi specifici a una modellazione di calcolo che invece è molto più raffinata, ed è la normativa di riferimento, la UNIN 15026, che sostanzialmente fa innanzitutto con uno step orario e non mensile il calcolo dell'umidità, e tiene anche e soprattutto in considerazione una serie di parametri che il calcolo tradizionale Glaser non utilizza, quindi i fenomeni di condensazione interstiziale in regime dinamico, l'influenza del degaggiamento sulla migrazione del vapore, l'influenza della pioggia sulla migrazione del vapore, e sostanzialmente tiene conto della igroscopicità dei materiali, cioè la possibilità di un materiale di accumulare dentro di sé l'umidità senza farla fuoriuscire verso l'altra intersezione e poi ricederla all'abitazione quando l'umidità si abbassa. Quindi è quel volano termico di cui parlavamo prima.
Quindi per verificare se effettivamente aveva ragione la verifica Glaser, cioè che era una sezione incompatibile per la condensa interstiziale, abbiamo fatto anche la verifica con questa nuova modalità. Il software si chiama WUFI ed è una verifica termodinamica in regime dinamico con un passo orario. Bisogna verificare 3 cose, cioè che il contenuto innanzitutto non è una verifica annuale, non è una verifica che si sviluppa in 5 anni, partendo da 2 anni precedenti per altri 3 anni, ad esempio, in modo da tener conto anche della situazione iniziale. La prima verifica che chiede questa norma è che il contenuto d'acqua totale della stratigrafia non aumenti durante gli anni, e vediamo che invece rimane sempre costante. Questo qui è già il risultato del calcolo. Chiede che il contenuto dell'umidità nei vari strati che compongono la stratigrafia non sia superiore alla quantità massima di umidità che può sopportare ogni singolo materiale. In questo caso qui noi siamo a livello di legno, il legno può avere un contenuto di umidità al massimo del 20% e qui vediamo che abbiamo una punta massima del 16%, per cui anche questa verifica viene superata. L'altra stratigrafia dove abbiamo sempre Natura Flex nel Cavedio, anche questo qui vedete che è sempre sotto inferiore per tutti gli anni, tutti i 5 anni inferiore al 20%, per cui anche questa verifica è stata superata. L'ultima verifica è quella che si chiama degli isopleti, per verificare che all'interno di ogni singolo materiale non ci sia la possibilità di formazione di condensa o di muffa. E questo dipende proprio dalla capacità di ogni materiale dal punto di vista della crescita microbiologica all'interno dei materiali. Noi siamo nel legno, quindi dobbiamo rispettare il limite 1, che è questa curva qui, e vediamo che deve essere sempre inferiore al 90%, e ci siamo, e in tutta la globalità della sezione deve essere inferiore a questa linea sotto, che è il limite della nostra struttura in legno. Quindi ci torniamo anche in questo. Con questo calcolo dinamico abbiamo dimostrato che la sezione effettivamente... Sergio, scusa. Prego. Un partecipante ci chiede se puoi ricordare nuovamente le normative che hai esplicitato prima riguardo al... Sì. La normativa dinamica si chiama, la normativa in regime dinamico si chiama UNIEN 15026 e l'ultima versione del 2008. Questa qui è solo in inglese. Questa qui, anche se ha chiaramente valenza anche in Italia, essendo una UNI, però non è stata tradotta in italiano. Invece la precedente, quella diciamo modalità Glaser, è la UNI-N ISO 13788, quella che si usa normalmente in tutte le verifiche, ripeto, tipo Glaser. Il passo successivo è la simulazione dinamica. Tu hai usato WUFI. Sì. E ci chiedono se ad esempio si poteva utilizzare altri software, o se hai mai utilizzato altri software, ad esempio ci chiedono un software di Anit, scusa, che è Iris. Sì, Anit ancora non ha un software per questo problema qui, probabilmente ci arriverà, ma ancora né Iris né Pan fanno questo calcolo qui. Su Pan c'è un calcolo dinamico, pseudodinamico, diciamo orario, ma non ha ancora questa funzionalità qui. Di software ce ne sono in giro, c'è anche il Dolphin, e prossimamente io ho partecipato al tavolo tecnico con l'agenzia Casa Clima per implementare sul software Pro Casa Clima la parte appunto legata a queste tematiche qui. Il software è pronto e a breve l'agenzia Casa Clima lo pubblicherà e ci sarà anche la fortuna di averlo gratuito direttamente sul sito di Casa Clima. In questo momento non c'è, ma manca poco. Insomma, il tavolo tecnico è terminato sostanzialmente con l'ultima versione, quella che verrà poi resa pubblica a breve dall'agenzia. È un calcolo molto, diciamo, sofisticato, perché a differenza dell'altro dove dice va bene o non va bene, qui i risultati vanno interpretati, per cui anche questo non è che non si risolve avere il software, bisogna avere il software e anche un po' una conoscenza dei meccanismi di diffusione del vapore, a differenza della diffusione. Dicevo, questa qui è l'ultima immagine, questo qui sarebbe un filmato che dura a velocità naturalmente veloce, dura i 5 anni,
e si vede questa qui la temperatura all'interno della stratigrafia che è successa in tutti i 5 anni, e questa è la distribuzione dell'umidità all'interno della stratigrafia. Anche da qui si vede che non c'è mai un punto in cui l'umidità sia superiore al 100%, quindi che non c'è creazione di umidità interstiziale o superficiale, e questa qui è la temperatura in cui tutti gli strati vengono assoggettati. Una cosa interessante è che durante questo calcolo, ripeto, è un circolo che dura 5 anni ora per ora, si vede con queste freccettine qui qual è il senso dell'umidità, il senso del vapore all'interno della stratigrafia, e si vede benissimo che l'umidità non va sempre da una parte, nella stessa direzione, a differenza di quello che dice il Glaser, che dipende appunto dalla situazione, dalla pioggia che c'è in quel momento, eccetera. Anche perché il dato climatico che viene immesso per ogni ora dà tutta una serie di dati, la temperatura, l'umidità, ma anche la pioggia, eccetera, con tutta uno studio della climatologia del posto di ogni singola casa, che è fondamentale. Per cui, ad esempio, in questa casa qui un'osservazione che ci sottopongo. Come? Un'osservazione che ci sottopongo. Sì. Che però l'umidità interna ovviamente è determinata anche dall'utilizzo che ne fanno gli utenti della casa, quindi esatto, penso infatti, principalmente ovviamente agli utilizzi di cucina, ma anche di bagno o altro. Esatto, infatti la UNI, che influenza ovviamente l'umidità interna. 026 dice che nasce per affrontare le seguenti problematiche, e una di queste problematiche è proprio il comportamento dell'utenza. E questo è fondamentale in ogni caso. Se il comportamento dell'utenza va sicuramente a modificare tutto quello che può essere i parametri. E per quello che già da anni diciamo che anche le utenze vanno, all'utenza va spiegato come devono essere utilizzate certe case, proprio per non esagerare, no? Come quando si dice questa casa non ha umidità perché si fa tutto un calcolo sofisticatissimo che non c'è l'umidità, poi va all'interno e si vede che nella stessa stanza stendono i panni e hanno tutta una serie di piante che innaffiano. È chiaro che la situazione del posto non è quella del progetto, per cui bisogna dire, a livello, se tu segui il livello di progetto, cioè ti tiene un'umidità, non so, 60-65%, tutto bene. Nel momento in cui questa umidità diventa il 95%, pensate solo in una costruzione in legno in cui l'utenza tiene l'umidità al 90%, vuol dire che quel legno è destinato a infradiciarsi nel giro di pochissimo tempo, ma non perché non è il legno, è stato sbagliato il progetto, è stato sbagliato l'utilizzo della casa. Il calcolo del fabbisogno energetico è stato fatto con il Pro Casa Avete Clima. Comunque... Dimmi? Mi sentite? Sì, ricordo dalle slide iniziali che avete previsto anche comunque la ventilazione meccanica controllata, immagino che esatto. Quindi anche questo aiuti nel controllo dell'umidità interna. È fondamentale, e di questo ne parlo tra brevissimo. Dicevo che abbiamo fatto il calcolo della dispersione. Nel caso in cui non si fosse stato fatto il cappotto avremmo avuto 175 kWh annuo di fabbisogno energetico. In questo intervento siamo in una casa clima classe A e siamo a 24 kWh al metro quadro anno. Chiaro, come hai detto te, qui all'interno, ma sia in questo caso qui che in questo c'è già anche il beneficio della ventilazione meccanica controllata dal punto di vista del fabbisogno energetico, oltre che al contributo che vedremo fra breve di quello che è invece il comfort abitativo. Il comfort abitativo con il Pro Casa Clima lo vediamo anche già qui. Questo qui è il coldest day, cioè il giorno più caldo dell'anno, e siamo in metà di giugno. Questa qui è la temperatura, scusa, il giorno più freddo. Questa qui è la temperatura esterna e questa qui è la temperatura interna nel caso in cui non sia stato fatto il cappotto interno e la coibentazione in copertura, e questa qui invece è la situazione con la coibentazione. Vedete che se questi qui sono i 15 gradi e questi sono i 20, c'è già un innalzamento senza impianti per il fatto solo di aver messo un cappotto interno, quindi una temperatura interna già più alta. Questa qui è la settimana più fredda, anche qui si vede quanto può aiutare il cappotto, sempre senza impianti, quindi è un impianto spento, dove questa qui è la temperatura esterna. Questo qui invece è il giorno più caldo, e qui è interessante vedere come la temperatura esterna e quella interna siano
in ogni caso uguali fra lo stato di fatto e di progetto, proprio perché dal punto di vista estivo comanda molto più la ventilazione notturna che vedremo rispetto a quello che è la stratigrafia dei materiali. Il calcolo per il Nature deve essere inferiore a 300 punti, siamo arrivati a 132 perché effettivamente tutti i materiali utilizzati sono materiali che hanno una buona possibilità di ecocompatibilità. Concludo con questa simulazione dinamica. Sapete che il calcolo pro casa clima non è un calcolo dinamico, e invece ANIT con Icaro ha da poco fatto invece un software con la simulazione dinamica oraria, e da questa qui, che rispetta la UNI-N ISO 52016, questo è molto interessante, andare a verificare i risultati. Anche qui vediamo che il fabbisogno passa da 58.000 kWh a 5.000 kWh, quindi un fattore 10, il famoso fattore 10 di risanamento. E qui facciamo alcune considerazioni interessanti. Questo qui è lo stato di fatto, questa è la temperatura esterna. Il comfort abitativo normalmente si controlla d'estate, perché è quello senza impianti. D'inverno l'impianto che regola tutto, d'estate si verifica se senza impianto ci sarebbe o no comfort abitativo all'interno. Questa qui è la temperatura esterna e questa è la temperatura interna senza il nostro intervento di cappotto e di coibentazione della copertura. Questa invece è, una volta messo la coibentazione in copertura e il cappotto interno, vedete che cambia radicalmente lo sviluppo delle temperature operanti interne fra questo che è prima dell'intervento e questo invece che è dopo dell'intervento. Innanzitutto vedete che c'è una notevolissima differenza di temperatura durante le ore del giorno, cosa che invece viene molto affievolita con l'intervento, e questo qui sicuramente è a favore di comfort abitativo. Questo qui è il diagramma del comfort abitativo con l'idea del comfort adattivo. Abbiamo i pallini che sono ogni ora dell'anno di un piano terra in blu e in verde il primo piano, e vediamo che questo qui è il comfort dello stato di fatto, e vediamo che lo stato di fatto ha dei problemi anche a livello di freddo d'estate, cioè la temperatura d'estate diventa minima, cioè più bassa di quello che è il comfort abitativo, e qui si vede che la temperatura ha dei sbalzi enormi rispetto a quella dopo l'intervento. Se questa guardiamo invece dopo l'intervento, vedete che tutte le ore, sia d'inverno che d'estate, sono all'interno del comfort abitativo di livello 2, quando ad esempio il CAM chiede un livello 3, cioè ancora più blando rispetto a questo comfort abitativo qui. Considerazione finale che mi sembra interessante è questa. Se io vado a verificare lo stato di fatto con la ventilazione, vediamo che d'estate abbiamo visto che in ogni caso il comfort abitativo è buono. Se togliamo la ventilazione, in questo caso specifico diventa ancora buono il comfort abitativo dello stato di fatto, quindi senza intervento. Se invece io col progetto vado a mettere la ventilazione, che è soprattutto ventilazione notturna, adesso spiego tra un minuto cosa vuol dire, ho il mio comfort abitativo. Se invece non apro, se non ho la ventilazione notturna, anche con un mio intervento d'estate ho dei problemi con il comfort, cioè ho sostanzialmente il 50% di discomfort. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo visto che con il nostro intervento abbiamo sfasato ed attenuato l'onda termica esterna, però questa onda termica esterna vuol dire che l'abbiamo sfasata di 12 o di 14 ore, ma poi questa onda termica ce la rivediamo in casa e sarebbe questa qui. Per cui una volta che è entrata in casa, se io ho un cappotto interno, questo calore qui non riesco più a dissiparlo, perché ho fatto un cappotto che mi evita che mi esca il calore che ho dentro casa. Per cui è fondamentale che poi di notte, cioè sfasato di 12 ore, quando sono di notte, mezzanotte o le 2, io vado a fare una ventilazione notturna, quindi senza nessun impianto, vado solo a aprire le finestre, in modo che io possa fare uscire questo calore che ho accumulato in casa, e passo da questa situazione, dove vedete che ho una temperatura altissima, senza ventilazione, a questa situazione in cui abbiamo visto il comfort abitativo in tutte le ore dell'estate. E quindi è fondamentale ragionare su questo schema qui,
ma ragionare anche sul fatto che una volta che questa umidità qui, anche se questa temperatura qui, questo calore qui, anche se è ridotta molto una volta entrata in casa, io ho bisogno poi di notte di dissiparla, altrimenti me lo sentirei ancora dentro casa e avrei problemi di comfort abitativo. Quindi la ventilazione è fondamentale e questo qui si vede benissimo anche facendo calcoli col PHPP, fra mettere il riscontro d'aria notturno e non averlo, il comfort cambia notevolissimamente. Io avrei finito. Oh, non credo che i nostri partecipanti si siano addormentati come vedo in questa slide, visto che ci sono una serie di domande. No, vedo dalla serie di domande che sono belli attivi e svegli. Allora, ci segnalano, potresti ricordare la normativa UNI, qual è la normativa UNI della simulazione dinamica oraria? Sì. UNI EN ISO 52016 parte 1. Benissimo. Questa qui tra l'altro avrà buone possibilità di sostituire la 11.003 proprio nel calcolo, nel senso che si sta passando da una verifica mensile a una verifica oraria. Voi pensate che una verifica mensile vuol dire che io ho 12 valori, queste qui ne ho 8.500, quelle che sono le ore in un anno, per ogni singolo elemento, quindi temperatura, umidità, eccetera. E in questo caso qui sono anche in grado, ora per ora, muro per muro, capire quant'è la temperatura operante, la temperatura radiante, la temperatura superficiale interna, per non parlare di tutto quello che è il calcolo degli impianti. Se vuoi ti spiego anche l'impianto che abbiamo messo in un minuto. Velocissimo perché c'è tutta una serie di domande, fra l'altro proprio anche sulla ventilazione, ne accorpo alcune. La ventilazione fondamentalmente dal tuo punto di vista era in questo caso fondamentale? Era possibile eventualmente risolvere con l'apertura delle finestre? Ci chiedono, altrimenti no. E negli interventi. E ultima questione, così magari chiariamo anche, vista che questo tipo di interventi non è raro, diciamo, i problemi di coibentazione dell'interno li hai ben descritti, e è fondamentale inserire a questo punto negli interventi di coibentazione dall'interno, inserire la ventilazione meccanica? Allora, con la ventilazione all'interno, la ventilazione meccanica controllata è fondamentale. Tant'è che ci sono certe agenzie che fanno protocolli tipo Casa Clima o Passi Pausa dove dicono che se la coibentazione dall'interno è necessaria. E questo spiego perché. Perché il rischio di formazione di condensa interna, dicevo, è più alto, perché ci sono più ponti termici. Con la ventilazione meccanica controllata io a parità di temperatura diminuisco l'umidità. Se diminuisco l'umidità vuol dire che mi si può abbassare il punto in cui si crea la condensa interna. Per cui invece se io ho il 65% di umidità la condensa si forma a 16 gradi e 7. Se ho il 50% di umidità si forma a 14 gradi e mezzo. Quindi è fondamentale avere una ventilazione meccanica controllata anche proprio per avere la salubrità del lavoro fatto oltre che al comfort abitativo. Penso che sia un vantaggio indubbio, anche perché la VMC lavora su due versanti, uno sul comfort abitativo interno e uno sulla risoluzione di problemi termigrometrici che si possono presentare nella costruzione. Io non farei mai a meno della VMC in una costruzione. In questo caso una ventilazione meccanica centralizzata, eventualmente... Esatto, c'è una ventilazione meccanica centralizzata. Io possibilmente cerco di fare centralizzate. Al posto di non ti è mai capitato quindi di utilizzare quelle puntuali decentralizzate? Allora, quando mi è capitato ho fatto in modo di cambiare la scelta fatta magari prima di me e mettere una centralizzata. Non sono un fan, non dico che non funzionano, io personalmente non sono un fan del decentrale. Allora, hai toccato vari aspetti, ne sottolineiamo uno magari, che è quello della tenuta all'aria. Avete fatto delle verifiche in questo senso?
Le verifiche le andremo a fare perché ancora il lavoro non è terminato, ma le verifiche le andiamo a fare anche perché per avere una certificazione Casa Clima è necessario fare un blower door test. Certo. Per cui lo faremo, lo faccio sempre anche in tutti i miei interventi, anche quando non ho la certificazione, perché il blower door test è sostanzialmente l'ultima prova di qualità, forse la più importante di un lavoro, perché mette all'interno del blower door test sono tutti i lavori fatti dall'impresa, dal fornitore e l'installatore delle finestre, dall'idraulico, dall'elettricista che fa i passaggi di aria da dentro a fuori, per cui è un po' la somma della qualità abitativa della casa. E l'altra cosa, dicevo, l'ho accennata prima, è fondamentale verificare la tenuta all'aria, perché altrimenti vuol dire che io ho degli spifferi di aria che entrano all'interno del pacchetto. Siccome l'aria è umida, se io faccio entrare per convezione l'aria all'interno del pacchetto murario, l'umidità dentro l'aria sicuramente troverà un punto di condensa, per cui io mi troverò a un certo punto dell'acqua sul pavimento e penso che ci sia un tubo idraulico rotto nel muro, quando invece è l'umidità che già si è formata all'interno del muro, che è difficile poi andarla a portare via perché si è formata la condensa. Nelle costruzioni in legno, a maggior ragione, questa umidità qui può portare alla marcescenza del legno e quindi anche a problemi strutturali che vogliono dire anche la caduta di un soffitto, di un solaio, oppure la marcescenza di un muro portante. Il blower door test andrebbe sempre... Sottolineo ovviamente che c'è una batteria di deumidificazione all'interno della macchina di ventilazione meccanica, ovviamente. Sì, quando serve, non sempre è obbligatorio. Già il fatto di... Allora, l'aria esterna è sempre meno umida di quella interna, per cui in base ai miei ricambi so quant'è la mia umidità all'interno. Per cui non per forza è necessario fare un impianto di deumidificazione, specialmente in queste zone. Adesso io, per la differenza, abito a Rimini, dove l'umidità dell'aria esterna è elevata. In queste zone invece già dell'Appennino l'umidità esterna è molto bassa, per arrivare alle Dolomiti, dove chi ha una ventilazione meccanica controllata deve invece umidificare l'aria, perché questo scambio d'aria con la VMC crea un abbassamento dell'umidità interna che crea fino sotto al 40% di umidità, che crea anche dei problemi di respirazione o di deglutizione. La VMC in questo caso verrà utilizzata anche per il raffrescamento estivo? Va utilizzata per il raffrescamento estivo fin quando l'aria esterna non è più fresca di quella interna. Per cui è fondamentale che abbia il bypass, fondamentale, sì. E non va di notte, non va pensato che debba andare solo la VMC, perché con il riscontro di finestre aperte magari su 2 piani diverse e su 2 pareti diverse, il fresco notturno ha sicuramente un impatto maggiore rispetto alla VMC, che in ogni caso è sempre una portata d'aria inferiore rispetto a quella che si può ottenere aprendo le finestre. Per cui secondo me è una buona norma, normalmente, arrivare d'estate, non so, fino alle 8 di sera con la VMC e poi da lì cominciare a rinfrescare l'aria con l'aria esterna, facendo appunto il riscontro di vento, perché sicuramente è un lavaggio superiore a quello che può fare una VMC. Quando è molto caldo, chiaramente sto parlando, perché basta vedere in queste situazioni qui, questa qui è la temperatura esterna. Quindi vuol dire che, e questo qui sono solo 3 giorni, questo qui è il 27 di luglio, questo è il 29 di luglio. Vedete che di notte la temperatura si abbassa tantissimo. Quindi questa temperatura fredda sicuramente va a lavorare per farmi abbassare questo picco di temperatura qui. E infatti me lo riduco. Questa è la differenza tra questa e questa rappresentazione, è solo la ventilazione notturna. Quindi vuol dire che la ventilazione notturna mi va ad abbassare la temperatura e poi con l'alba mi ritorna di nuovo il caldo, però nel frattempo il mio cappotto e la mia coabitazione della copertura mi va ad attenuare e sfasare. L'importante è che quando arriva il picco di notte sia raffrescato dall'aria esterna, e vedete che l'aria esterna è molto fredda di notte rispetto al giorno, in certi casi ci sono anche 7-8 gradi di differenza.
Quindi riassumendo, diciamo che in regime estivo la casa verrà raffrescata attraverso la ventilazione o attraverso aprendo le aperture, la ventilazione notturna, aprendo No, delle finestre oppure... Durante il giorno la temperatura interna è più bassa di quella esterna, per cui va benissimo la VMC. Sì. No? Io me la tengo, eccetera. L'importante è che usi il bypass, se non vada poi a pre-riscaldare l'aria interna con quell'aria esterna, no? In modo che non è che vado, se fuori sono 30 gradi, non mi vado a mettere dentro i 30 gradi, vado solo a far girare l'aria. In ogni caso, fare in modo che lo scambiatore di calore vada ad abbassare la temperatura dell'aria esterna. L'importante dal mio punto di vista, anche con queste simulazioni dinamiche me lo confermano, è l'aria fresca notturna, che va a incidere tantissimo sul comfort abitativo. Tenendo conto anche che più è alto la capacità termica interna dei muri, più questo calore viene catturato dai muri e poi rilasciato durante la giornata per creare una situazione di equilibrio termico all'interno dell'abitazione. Sì. Allora, altra questione, dove farete passare i canali della ventilazione meccanica, soprattutto a livello nel primo piano, diciamo, a livello del solaio del primo piano? Allora, noi andiamo a mettere le macchine nel controsoffitto del bagno del piano terra. Faccio vedere. Eccoci. Praticamente viene messo diciamo che la scelta è comunque quella, ovviamente, in questo caso di nascondere i passaggi dei canali dell'aria. Esatto, viene messa qui e poi dal controsoffitto posso già andare in questa stanza, in questa stanza, in questa stanza, passo al piano sopra, per cui vado in questa stanza già, diciamo, gratis, e di qua, passando sempre dal controsoffitto, vado in questa stanza, anche questo qui, diciamo, gratis. L'unico passaggio è andare in questo bagno, per cui avremo un cavedio qui sopra per entrare in questo bagno qui e basta. Sì. Cerchiamo sempre di nascondere le tubazioni o a livello di solaio, visto che dobbiamo ancora fare i massetti. A volte mi è capitato in altri lavori simili a questo di passare ad esempio sopra i pensili della cucina, nello spazio che c'è fra la fine del pensile e il soffitto, che normalmente non viene utilizzato, passandoli sopra con una velletta davanti non si vede niente, si può attraversare i muri. Oppure passare sopra gli armadi delle camere, in modo che l'armadio arrivi sotto al cassetto dove all'interno ci sono le VMC, i tubi della VMC, in modo da nasconderle, perché specialmente in questi casi qui dove abbiamo anche pareti con faccia vista, è chiaro che è bene non andare poi a far passare impianti strani dentro queste stanze. Sì. Andiamo magari sulla planimetria, così e anche ti faccio una serie di domande. Sì. Allora, sempre per quanto riguarda l'impiantistica, avevi ricordato che sarà utilizzata una pompa di calore. La pompa di calore, in questo caso, utilizzata per alimentare l'impianto radiante, che verrà utilizzato anche in funzione raffrescante o solo di riscaldamento? No, solo di riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria. Benissimo. Di che potenza è la pompa di calore in questo caso? Termica 8 kW. Elettrica è 2,6. La cosa che non ho detto, e voglio dirlo adesso, è che al fotovoltaico sarà collegato un accumulo di 10 kW, per cui l'energia non utilizzata di giorno viene immagazzinata nell'accumulo e poi utilizzata di notte o quando serve, e dal calcolo che abbiamo fatto, la simulazione che abbiamo fatto, anche perché l'abbiamo già fatta in un'altra casa a Riccione, abbiamo che quasi totalmente l'energia necessaria viene dall'accumulo e dal fotovoltaico rispetto alla rete, diciamo, siamo attorno almeno al 90%. Okay. Andiamo in appartamento per gli inverter, perché è obbligatorio collegarli in rete, e per molto poco altro, tenendo conto anche in questo appartamento di Riccione abbiamo i fornelli ad induzione. Nella planimetria si vede un muro trasversale che comunica con il muro perimetrale. Lì come avete risolto l'eventuale ponte termico? Vedo che non avete eseguito, non so, una continuità di isolamento anche su quel muro interno.
ho fatto questa verifica sia qui che di sopra e di qua. Abbiamo avuto la fortuna che lo spessore del muro in questo caso sono 80 cm di parete e non abbiamo problemi di ponte termico, cioè la temperatura superficiale in questi punti qui è superiore a 17 gradi. Inizialmente avevo risvoltato un po' tutto, un po' come ho fatto qui in tutti questi muri, avevamo fatto tutti i risvolti prima della verifica, solo così a livello progettuale, e poi ci siamo accorti che uno alla volta li abbiamo tolti tutti perché effettivamente non c'era bisogno di risvolto. Normalmente in questi casi specifici qui parto già col disegno di almeno da 60 a 1 metro di cappotto che viene risvoltato all'interno, qui, 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 qui e qui. Sì. In questo caso specifico lo spessore dei muri, un po' perché qui c'era anche un laterizio tipo Porton all'interno, un po' perché questi spessori, ad esempio questo qui era 1 metro di muro, qui abbiamo 80 cm di muro. La fortuna è che in questi casi specifici, in questo caso, in questo progetto qui, non è servito. Beh, ottimo. Domanda veloce, una delle questioni anche sulla tenuta all'aria. Si vedeva anche in qualche foto che c'è un camino, che non so se Sì. sarà mantenuto anche nella versione finale dell'edificio. Sì, il camino verrà mantenuto. E in questo caso come risolvete ovviamente il problema della tenuta all'aria, visto che è sempre un aspetto delicato? È un aspetto delicato, molto delicato. Il caminetto che si monta deve essere con un vetro davanti a tenuto all'aria, per cui quando non ci deve passare l'aria all'interno del camino e non deve uscire da sopra. Per cui quando si utilizza il camino si carica la legna, si accende, si chiude il vetro in modo che non ci sia le prese d'aria dall'ambiente. Le prese d'aria devono essere dall'esterno e rimanere sempre come circuito all'interno del camino senza prendere o dare aria all'appartamento. Benissimo. Altra domanda. Altra domanda riguardo l'impiantistica. Avete preso in considerazione altre soluzioni rispetto ad esempio alla radiante a pavimento, soluzioni visto che c'è Sì. ad esempio il fotovoltaico, non so, dei radiatori, degli elementi radianti elettrici o cose di queste, o altre soluzioni? Sì, abbiamo preso anche perché con gli impiantisti, con lo studio Newton, non ci fermiamo mai alla prima soluzione e abbiamo cercato di sviscerarla tutta prevedendo anche eventualmente dei radianti a parete oppure a soffitto non potevamo farlo perché abbiamo tutti i soffitti faccia a vista con le travi, per cui non potevamo pensarlo. Abbiamo pensato anche di farlo a parete con il radiante a parete. L'abbiamo scartato perché poi i mobili che la proprietaria aveva idea di mettere andavano poi a occupare quasi tutte le pareti, per cui non era fattibile. I radianti, invece, sistemi elettrici, hanno il problema di una inerzia bassissima, per cui funzionano solo nel momento in cui io li accendo e abbiamo visto che era molto più conveniente la pompa di calore anche con un COP di 3,5 o 4, per cui l'incidenza energetica era, cioè il vantaggio energetico era sicuramente più favorevole alla pompa di calore elettrica. L'impianto fotovoltaico che potenza? Sono 14 pannelli da 300 watt, quindi sono 4,2 kWh di picco. Questo più l'accumulo, che tipo di accumulo? Ci chiedono anche. È un LG Resu di 10 kW e questo l'ho già utilizzato, è un elemento molto piccolino, un pacchettino piccolo e funziona veramente bene anche perché ha il vantaggio di essere anche batteria tampone, cioè nel momento in cui io non ho la corrente elettrica tutti gli elettrodomestici in casa possono andare avanti, cioè non si accorgono di questa interruzione della corrente elettrica perché fa anche da batteria tampone. Sì, benissimo. Allora, abbiamo tutta una serie di domande, non so se riusciremo a dare risposta a tutte, anzi, dalla quantità ne ho riassunte, ho cercato di inglobarne molte. Allora, però, vediamo qualche altra. Allora, questo sul fotovoltaico, altri aspetti dell'impianto li abbiamo visti.
le soluzioni per quanto riguarda la coibentazione interna, visto che sono stati utilizzati elementi, questi pannelli in cannucciato alto, dal punto di vista antincendio, potrebbero presentare problemi dal punto di vista della normativa o vigili del fuoco? Allora, per gli edifici di abitazione, Sì, meno con altezza inferiore ai 24 metri o 12 metri, non ci sono prescrizioni dei vigili del fuoco, per cui non è un'attività soggetta. Sì, in altri casi... No, in altri casi abbiamo avuto cappotti interni, se vuole racconto velocemente, ho fatto la riqualificazione energetica con l'isolamento dall'interno di una scuola, e lì la scuola non si può mettere nessun materiale che possa prendere fuoco. E in quel caso lì, col cappotto interno, ci siamo dovuti affidare, avevamo solo due possibilità, uno il vetro cellulare e uno era gli idrati di silicato di calcio, perché oltre a essere ignifughi, non necessitavano di un freno al vapore o di una barriera al vapore. Non esistono freni o barriere al vapore che siano ignifughi, per cui gli unici due materiali che ci davano garanzia, proprio perché sono igroscopici, erano questi due, che sono tutti e due anche non infiammabili, e per cui siamo ricorsi a un cappotto interno, un isolamento interno con gli idrati di silicato di calcio. Ok, qualcuno ci chiede sempre, questa è una domanda spesso ricorrente, ovviamente molti approfittano dell'esperienza di molti dei nostri relatori, quindi per chiedere anche consigli o altro. È una delle domande ricorrenti, ad esempio, i software che utilizzano. Ad esempio per le simulazioni dei ponti termici, che software hai utilizzato? Allora io di solito ne utilizzo due, Term, che è gratuito, e Iris di Anit, che invece è dato in dotazione a chi si iscrive, diventa socio di Anit. E, Sì. e adesso tra l'altro Iris ha anche la versione 5 che sta uscendo proprio, io ho una beta version che uscirà a breve questo aggiornamento, e mi trovo anche molto bene con tutte e due, sia con Term che con Iris. Poi spesso ho visto anche colleghi che assieme al pacchetto del software di DG10 hanno anche pacchetti, all'interno del pacchetto c'è anche il calcolo dei ponti termici. L'importante è che sia un software validato chiaramente e che sia abbastanza facile da utilizzare, perché è già complicata normalmente la geometria del ponte termico, per cui bisogna anche in quel caso lì saper utilizzare bene e capire bene anche i risultati che dà, e anche saper introdurre i dati che servono corretti per il software. Riassumo tutta una serie di domande, così trattiamo anche un aspetto ovviamente fondamentale come quello dei costi. Allora, avete preso, immagino, in considerazione varie alternative, presumo anche per il pacchetto isolante interno. Qualcuno ci chiede perché non avete preso in considerazione il sughero, oppure soluzioni, non so, in silicato di calcio o altre tipologie isolanti. E le leggo a queste, se è stata fatta un'analisi dei costi delle diverse soluzioni, o se avete... o se no. le scelte sono dipese da altro, ecco. No, dicevo che normalmente ci ragioniamo molto sulla fattibilità di tutto. La prima ipotesi era l'idrato di silicato di calcio, proprio perché non ha bisogno di freni a vapore. Il problema è legato all'impiantistica. Cioè, se io vado a mettere un idrato di silicato di calcio che lo posso lasciare in vista, solo con l'intonaco, è chiaro che ne vale la pena. Nel momento in cui per gli impianti devo ancora metterci un caviglia per non andarlo a diminuire lo spessore, a quel punto lì perde un po' di importanza. E tenendo conto che un idrato di silicato di calcio ha un lambda che è superiore rispetto a quello della fibra di legno, a quel punto lì andavo ancora addirittura ad aumentare gli spessori della controparete interna, e quindi andavo ancora a diminuire di più lo spazio interno. Altri prodotti tipo il sughero, perfetti, l'ho utilizzato molto spesso in questa
questo caso specifico ci veniva a costare di più rispetto a questa soluzione qui, e in ogni caso ce ne sono molte, insomma, io praticamente ho ispezionato questi tre qui, cioè il silicato, di calcio, Sì. la fibra di legno e il sughero. Allora, siamo quasi in conclusione anche come tempi, per cui ti sottopongo solo ultimissime questioni che riguardano proprio questi aspetti dei costi. Ricordo a tutti che l'intervento dello studio dell'ingegner Pesaresi è intervenuto in una seconda fase, diciamo, dei lavori di questo edificio, Esatto. Dopo che era stata fatta tutta una fase di consolidamento della struttura. Con lo studio dell'architetto Acqua. Esatto, per cui anche sull'aspetto dei costi immagino sia difficile dare ad esempio delle indicazioni. Non so se poi ci chiedono ad esempio il costo più o meno del pacchetto di coibentazione interna o cose di questo tipo, però non so se avete ancora tratto delle conclusioni in questo senso, visto che il lavoro sta andando ancora avanti. Esatto, non sono ancora in grado di dirlo questo. Ok. Questo tipo di soluzione, e chiudo proprio con un'ultima domanda, sarebbe efficace anche ci chiedono, in soluzioni differenti, dove ad esempio lo spessore della muratura sia minore degli 80 cm come in alcune di queste pareti? O sì, bisognerebbe ovviamente intervenire con un maggiore spessore della coibentazione? Allora, quando si interviene, adesso la normativa chiede che sia una trasmittanza minima nel caso di interventi locali, per cui lo spessore della coibentazione è figlio del calcolo, del mero calcolo della trasmittanza di quell'elemento lì. Nel caso invece di intervento, invece di ristrutturazione importante, in cui si guarda qual è l'EPI finale, è chiaro che ci si può giocare un po' su certi spessori, basta che torni quello globale. Bisogna sempre tenere conto del discorso della temperatura superficiale interna, che per la norma è bene che non sia inferiore a 17 gradi. Bisogna tenere conto di questo discorso della condensa interstiziale, della muffa, oltre che della condensa superficiale, per cui questi spessori qui ormai sono spessori minimi, nel senso che sotto di questi è un caso andare a farli. Diciamo che un intervento sui 10 cm di fibra di legno è il minimo sindacale ormai per fare un intervento fatto, diciamo, bene, non tirato via. Benissimo. Io direi che... in tutti i casi. Io l'ho utilizzato più volte anche con case degli anni 90 in ristrutturazione o case degli anni 70 con il famoso muro 2 teste in mattoni. Benissimo. Io ringrazio l'ingegner Sergio Pesaresi, magari ci daremo un futuro appuntamento quando i lavori sull'edificio saranno finiti, così magari potremo anche capire tutta una serie di indicazioni sia sulle soluzioni adottate, ma anche vedere l'impiantistica terminata e tutte anche le valutazioni fatte poi su quelle che è la tenuta all'aria, dopo che sono state fatte le prove con il blower dot test e altro. Quindi ci terremo in contatto per seguire anche questo lavoro e magari tornarci successivamente. Allora, molto volentieri. Io ringrazio moltissimo Sergio Pesaresi, io ringrazio voi. Quindi ci daremo appuntamento a una prossima occasione e lo saluto. Grazie, io saluto voi e tutti gli eroi che hanno sopportato questa lunghissima chiacchierata. Benissimo, saluto Sergio Pesaresi e ricordo a tutti invece quelli che ci hanno seguito che possono seguirci anche il prossimo mercoledì, e fra l'altro avremo un esempio di un edificio invece degli anni 70 in cui vedrete anche in questo caso le diverse soluzioni. Per chi fosse ovviamente interessato ad approfondire anche altri aspetti, ricordo che domani, giovedì, sempre dalle 17 in poi, invece ci sarà l'altra mia collega della redazione, in questo caso della rivista Legno Architettura, che tratterà invece degli aspetti legati alla costruzione in legno e all'integrazione degli impianti proprio nelle costruzioni in legno.
Noi proseguiamo con i webinar durante la settimana e tutti gli appuntamenti potrete vederli e iscrivervi anche a tutti quelli a cui siete interessati andando sul sito edicomeventi.com e lì vedrete la serie di appuntamenti che si stanno incrementando e che ci terranno compagnia a lungo con diverse iniziative, non solo queste legate agli edifici NZEB, ma come ricordato agli edifici in legno, all'impiantistica e quant'altro. Quindi seguiteci su edicomeventi.com e noi invece ci rivediamo mercoledì prossimo, 1° aprile, con ospite l'architetto Davide Reggiani che presenterà un altro caso di intervento. Benissimo, grazie a tutti e buona serata.